Sono segretario e quindi il mio compito è quello di coordinare, di costruire e di fare. Secondo passo indietro in pochi giorni per Gian Antonio Darè. No al comune di Vittorio Veneto e no ad un seggio nel Parlamento di Bruxelles. Due rinunce importanti per l'attuale segretario della Liga, concordate con il leader della Lega, Matteo Salvini. Io sono soltanto un segretario regionale del Veneto, magari anche importante, però le scelte aspettano il segretario federale. Scelte ma anche segnali chiari all'interno del partito. C'è chi vede l'ennesima prova di affidabilità della Liga nei confronti del leader del Carroccio e chi invece la sudditanza del Veneto nei confronti della Lombardia. Del resto in politica vince il consenso e in questo momento Salvini su questo piano risulta imbattibile. Così Darè raccoglie le candidature che poi il segretario federale sceglie in via definitiva. Federico Caner, Giuseppe Paolin, ci sono altri nomi di donne. Chiederei comunque gli impegni non mancano, lo dimostra il calendario dei prossimi mesi che abbina alle europee anche un notevole numero di elezioni comunali. In Veneto ci sono 21 comuni sopra i 15.000, quindi è una tornata importantissima, ci sono oltre 300 comuni che vanno al voto e noi vogliamo portare più sindaci sui nostri comuni. E sull'altro fronte come ci si prepara? Il Partito Democratico Veneto, dopo la svolta nazionale targata Zingaretti, punta molto per le europee sulle province storiche per il consenso, che giocoforza con la vicina Emilia non può essere che per primo il Polesine. L'obiettivo dichiarato non è rosicchiare elettorato a nessuno, è riportare il PD a quell'elettorato che aveva precedentemente. Strategia leggermente diversa per le amministrative, dove il centro-sinistra conta molto sull'effetto traino di Rovigo, dove sindaco leghista e giunta sono naufragati ed ora il comune è commissariato. Rovigo non è neppure più il capoluogo della provincia di Rovigo, ma è il disastro della provincia di Rovigo e deve riappropriarsi del ruolo e delle competenze e ritornare ad essere una città propositiva.